Ben ritrovati dalla redazione. Nel bilancio del Comune di Trieste le risorse stanziate grazie ai fondi del PNRR ammontano circa 160 milioni di euro. All'interno della lista consultabile nei documenti pubblicati in albo pretorio ci sono anche i 61 milioni destinati al progetto della cabinovia urbana. L'opera, secondo quanto emerso nei mesi passati, ha perso i fondi speciali ma ha ottenuto l'appoggio del Ministero per le Infrastrutture, che con il titolare Matteo Salvini ha fatto sapere pubblicamente di appoggiare il progetto. Al di là di eventuali sviluppi futuri sulla cabinovia, che a questo punto attende le mosse nelle prime settimane del 2025, i fondi del PNRR stanziati per il territorio triestino sono tanti e vanno a finanziare numerose opere. Con un bilancio di 271 milioni di euro in crescita di 14 milioni rispetto al 2024, l'amministrazione udinese punta a investire 50 milioni nel prossimo anno, concentrandosi su welfare, istruzione, rigenerazione urbana e sviluppo economico per rendere Udine sempre più una città per famiglie. Lo ha annunciato il sindaco Alberto Felice De Toni, ristabilitosi dopo un recente problema di salute in occasione dell'incontro con la stampa di fine anno. Cronaca: 3 giovani, un quindicenne e 2 di 18 e 19 anni, sono stati arrestati su ordine della magistratura ed ora si trovano in carcere perché accusati di tentato omicidio e rapina pluriaggravata in concorso relativamente all'episodio registrato il 12 dicembre scorso nel centro di Treviso, durante il quale un 22enne era stato picchiato, rapinato e gravemente ferito con una bottiglia infranta. Dopo le scorse iniziative che hanno visto nel ruolo di location protagonista il mercato coperto progettato da Iona, per adesso Trieste sulla struttura è arrivato il momento di investire seriamente. Ora che ha mostrato le sue potenzialità, i municipalisti chiedono che si valuti una strategia complessiva per rilanciare il mercato, tutelando il suo carattere locale e popolare. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche: cielo da sereno a poco nuvoloso, in quota sulla zona montana a oltre 1500 metri, vento da nord o nord-est con raffiche forti, non si esclude qualche raffica sostenuta o forte possa raggiungere il fondovalle. Per quanto riguarda le temperature minime in pianura, fra meno 2 e più 1, le massime fra 8 e 11 gradi, sulla costa minime fra 1 e 4, le massime fra 9 e 12 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito. Alla prossima edizione.